ha una durata di circa 30 mesi, è iniziato a giugno del 2018 e finirà a novembre del 2022, quindi è un respiro abbastanza ampio. La mia presentazione sarà molto sintetica perché è semplicemente l'introduzione e non voglio rubare tempo a quelli che sono agli esperti. Dunque, innanzitutto l'obiettivo del progetto è promuovere il potenziale delle industrie culturali e creative per sviluppare nuovi prodotti e servizi nell'ambito del turismo culturale e creativo. Ovviamente il tutto finalizzato a favorire la crescita e l'occupazione. Perché le industrie culturali e creative? Beh, perché sono riconosciute come portatrici di innovazione, sono un forte fattore di sviluppo locale e sono potenziali driver del cambiamento industriale, quindi hanno grandi potenzialità soprattutto economiche. Il progetto, per quello che riguarda la regione del Veneto, si focalizza su 2 destinazioni, Padova e in particolare Santa Giustina, e di riflesso Terme e Colle Euganei. Gli ambiti che abbiamo voluto approfondire sono fondamentalmente 3: il musicale, il cinematografico e il letterario. Abbiamo fatto 3 seminari, 3 webinar, scusate, questo è il terzo ed è il letterario. Voi siete stati invitati come stakeholder in grado di fornire degli input molto pratici che dopo verranno riversati in un action plan. L'idea è influenzare attraverso le vostre indicazioni, influenzare e migliorare gli strumenti di policy come il programma operativo regionale, che sono i finanziamenti a livello regionale gestiti dalla Regione del Veneto, sono finanziamenti europei che vanno dal 2021 al 2027 per quello che riguarda la prossima programmazione. Effetti secondari oltre dei vostri input saranno anche il favorire la protezione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale e lo sfruttamento del potenziale delle industrie culturali e creative a favore delle strategie di turismo creativo, sostanzialmente per nuove prospettive imprenditoriali ed occupazionali. Io direi che posso chiudere qui e passo la parola al collega Stefan. Buonasera anche da parte mia, benvenuti a questo terzo appuntamento di CalCreate. Questa sera parliamo di turismo dei luoghi letterari, lo faremo tra poco con Claudia Baldin che ci introdurrà all'argomento. Io introduco invece alcuni elementi di scenario per comprendere in che contesto ci caliamo. Queste iniziative dovevano prendere il via con un'iniziativa unica, con un convegno unico che oggi abbiamo tradotto invece in 3 webinar e che ci consentono, come dire, di avviare sulle singole tematiche, sui singoli filoni, un'analisi SWOT in relazione alle 2 destinazioni dove vorremmo sperimentare questi tematismi di prodotto. Quindi la destinazione di Padova e la destinazione delle Terme Euganee e dei Colli Euganei. Credo sia utile ripercorrere con voi alcuni elementi di scenario. Questa è la situazione in cui ci trovavamo fino all'altro giorno. Questa è la serie storica dei dati a livello internazionale degli ultimi 35 anni. E vedete che al netto di alcune crisi geopolitiche o di fenomeni naturalistici, quindi le guerre del Golfo, gli attentati delle Torri Gemelle, lo tsunami in Pacifico o una prima epidemia SARS all'inizio degli anni 2000, oppure più recentemente gli attentati nelle città e nelle capitali europee, sostanzialmente la curva è sempre cresciuta. Quando ci sono stati dei fenomeni geolocalizzati, i flussi hanno rallentato nei confronti di quella destinazione, di quell'area. Solo in un caso c'è stata una battuta d'arresto molto importante, è stato in coincidenza con il crack Lehman Brothers del 2008 e questo ha creato una recessione economica mondiale che ha investito per la prima volta un calo nel turismo, però la proiezione ci dava in crescita e questo è accaduto evidentemente ovunque in Italia e anche nel Veneto, che come sapete era la prima regione turistica d'Italia, con
nel 2019 71 milioni e più di pernottamenti distribuiti tra i diversi settori, i diversi segmenti, come dire, delle nostre destinazioni turistiche, e questa invece, ai noi, è la fotografia di ciò che sta accadendo in questo momento. Vedete la proiezione su giugno, luglio e agosto della cancellazione delle prenotazioni e l'Italia, ai noi, è in testa a queste cancellazioni, avendo anche una quota di mercato significativa. E questi invece sono i dati diciamo, del Travel and Tourism Council, che ci dicono che c'è un rischio di impatto sull'economia mondiale 5 volte tanto quanto è avvenuto in esito della crisi del 2008. E quindi un tema molto significativo dal punto di vista economico. Non voglio spaventare, voglio solo che abbiamo consapevolezza evidentemente di ciò che sta accadendo. E la proiezione di questa, diciamo, ricaduta delle conseguenze della pandemia si ha anche sulle grandi città e in particolar modo su quelle che sono probabilmente le realtà su cui l'impatto del calo si avvertirà maggiormente, quelle che fino all'altro giorno erano caratterizzate addirittura dal fenomeno di overtourism, come Venezia, Firenze, Roma, ma anche le città maggiormente purtroppo colpite dall'epidemia, pensiamo a Bergamo. Ma tutta l'Italia nell'immediato, diciamo, futuro vedrà un calo di circa il 40%. E questa invece è una proiezione che viene fatta su quali saranno le possibilità di recupero. Evidentemente questi sono scenari elaborati in questo momento, ve ne sono più di uno a seconda di come potrà evolvere diciamo, lo sviluppo della crisi e la diffusione della pandemia. Questo è uno di quelli, diciamo, che ipotizzano un calo repentino nel 2020, e lo stiamo noi già vivendo, e una graduale risalita che dovrebbe riportarci nel 2023 a riprendere la curva che abbiamo lasciato nel 2019. Ovviamente questi scenari sono destinati a mutare in base appunto all'evoluzione, e probabilmente va anche riflettuto sul fatto che forse non è opportuno riprodurre pedissequamente il modello che abbiamo vissuto fino all'altro giorno, anche perché in alcuni casi è all'origine di queste calamità, e quindi probabilmente una riflessione sui paradigmi economici e anche sui modelli di sviluppo del turismo dovrà essere fatta. Bisogna anche cominciare a interrogarsi con molta prudenza e senza nessuna verità in tasca su quali potrebbero essere le reazioni della domanda del mercato rispetto alle conseguenze della pandemia, come potrebbero cambiare i comportamenti. Ed è plausibile pensare che vi sarà una richiesta di turismo più sostenibile nella proposta, e per contro anche una necessità di un impegno più responsabile nella fruizione. Sicuramente ci sarà una maggiore attenzione alla salute personale, e quindi le destinazioni attrezzate da questo punto di vista avranno maggior possibilità di rimanere sul mercato, maggiore attenzione alla sicurezza. Questo l'abbiamo già riscontrato con i citati attentati nelle capitali, che hanno favorito, ricorderete, proprio il turismo di prossimità nei confronti delle nostre spiagge, delle nostre città più piccole, nei nostri borghi e anche nelle località termali. E probabilmente il tema della prossimità si giocherà anche nell'immediato futuro di questo turismo. Significa in ogni caso che noi dobbiamo pensare a riorganizzare l'offerta, riorganizzare le proposte di prodotto delle destinazioni. Questo era un tema che avevamo già iniziato ad affrontare, a dire il vero, sia con il piano strategico nazionale che con quello regionale, cioè la consapevolezza che non si poteva continuare a insistere a dismisura sulla crescita di destinazioni caratterizzate dall'overtourism o di situazioni di turismo maturo, ma bisognava pensare a nuovi modelli di sviluppo, in particolar modo al turismo lento, si era già affacciata. Ed è probabile quindi che questo dovrà essere rafforzato. Significa
operare e lavorare sull'offerta delle destinazioni. E le DMO, le organizzazioni di destinazione, infatti non devono limitarsi a promuovere l'offerta esistente, le attrazioni naturali, culturali e artificiali di cui disponiamo, ma contribuire appunto a lavorare sul prodotto. Per fare questo è necessario il coinvolgimento delle imprese, degli attori territoriali. In queste serate abbiamo avuto la fortuna di avere molti operatori coinvolti, delle filiere culturali che abbiamo interessato con le proposte, ma anche della filiera turistica. In particolar modo abbiamo notato le guide turistiche che contribuiscono a co-creare il prodotto turistico, abbiamo notato strutture ricettive non diciamo tradizionali, quindi B&B o comunque strutture ricettive che hanno nuove proposte. Sarà necessario nelle prossime settimane e con i prossimi appuntamenti, quando passeremo ai laboratori, coinvolgere anche l'offerta ricettiva delle 2 destinazioni interessate a questi progetti nel complesso. Ecco, parlare di attività sull'offerta, agire sull'offerta, significa anche ragionare in termini di tematizzazione della vacanza, ed è quello che stiamo cercando di fare in queste serate, spostando il focus dell'attenzione dalla destinazione, cioè dal contenitore, che pur va organizzato e gestito, al contenuto, ad elementi di eccellenza della destinazione, distintivi, che sappiano parlare a specifiche famiglie motivazionali della domanda, perché vi è la necessità, come dire, di studiare un'offerta su misura per ridefinire il posizionamento sia delle destinazioni che delle imprese. Questo lo si fa seguendo le caratteristiche del territorio, valorizzandole, ma ovviamente avendo sempre attenzione alla domanda di mercato, con un giusto equilibrio, perché se inseguiamo troppo le mode poi rischiamo di essere fungibili, di essere tutti uguali, ma l'equilibrio tra offerta e domanda è una caratteristica chiara del mercato. C'è una tendenza che era in atto già negli ultimi anni, che era quella proprio di sviluppo del turismo di nicchie, dei nuovi viaggiatori che andavano a sostituirsi un po' al turismo mass market, e questo è quello che affronteremo anche questa sera col tema che a me sta molto a cuore, avendolo avviato agli inizi degli anni 2000 con l'azienda Turismo e con appunto i primi approcci ai luoghi letterari dei coniugani, diciamo anche attraverso la lettura e la riscoperta di alcuni capolavori, di alcuni autori diciamo che hanno caratterizzato il nostro territorio, che poi sentiremo descrivere da Claudia Baldini. Questa proposta ruota oggi in modo codificato anche attorno al concetto dei parchi letterari. Non sta a me riportare le definizioni, cito solo quella di Stanislao Nievo, che possiamo considerare, il nipote di Ippolito, che possiamo considerare un po' il capostipite, il fondatore dei parchi letterari. Qui vedete le definizioni che portano alla valorizzazione dei parchi letterari come luoghi di ispirazione degli autori della letteratura italiana, ma anche oggi ancora esistenti e visitabili e quindi fruibili, e da questo rapporto tra uomo, natura e territorio a cui gli autori si sono ispirati può contribuire anche a una crescita, a uno sviluppo economico sostenibile. Questo passa però attraverso l'organizzazione di alcuni elementi, ad esempio con l'obiettivo finale di arrivare anche alla creazione di veri e propri club di prodotto, cioè di organizzazione di imprese che si mettono insieme proprio con una carta dei servizi per rivolgersi a uno specifico target, qualificandosi su un'offerta tematizzata. Ecco, in questa fase noi non pensiamo di arrivare subito a questo obiettivo, che peraltro, come vedete, è molto complesso, che passa appunto attraverso l'identificazione della nicchia, la specializzazione dell'offerta e la costruzione del prodotto, e poi attraverso una vera e propria carta dei servizi e delle attività poi di posizionamento sul mercato. La nostra intenzione è quella di stimolare le destinazioni con delle proposte. Ovviamente questo presuppone che le destinazioni, le nostre organizzazioni di territorio siano strutturate, ne abbiamo appena parlato con il coordinamento delle OGD fino a poco fa, e su questo torneremo a lavorare. L'obiettivo invece di queste serate
è quello di gettare le basi con un'analisi che i nostri esperti ci hanno aiutato a fare, e questa sera proprio sul tema dei luoghi letterari con Claudia Baldin, e che poi proseguiranno con i veri e propri laboratori, il cui obiettivo è declinare 2 o 3 esperienze concrete da proporre alle destinazioni per poterle poi collaudare sul mercato. Ecco, io mi fermerei qui e ascolto volentieri chi segue. Grazie. Grazie mille Stefan. Allora prendo la parola velocemente, solamente per condividere con voi il percorso partecipativo dentro il quale si entra la giornata di oggi. Appunto, questo è un progetto lungo, finirà nel 2022, e noi avevamo previsto, soprattutto in questa prima fase, alcune tappe partecipative. Ovviamente, vista la causa della situazione contingente, siamo obbligati in questo momento a utilizzare degli strumenti online e abbiamo riconvertito molte delle nostre idee in base appunto a quello che potevamo fare in questo momento, però gli step principali sono rimasti. Abbiamo iniziato intervistando alcuni esperti rispetto al filone letterario, ma anche cinematografico e musicale, e tramite queste interviste, insieme agli esperti stessi, abbiamo cercato di mappare il contesto turistico attuale di Padova e Colli Euganei e di impostare una SWOT analysis. Il webinar odierno mira a creare una simmetria informativa con tutti voi e condividere questa SWOT per capire se la condividete, se bisogna integrarla, se ci sono delle cose invece che non vanno. Lo step successivo sarà, vi invieremo, se siete interessati ovviamente, un brevissimo questionario per confermare questa SWOT e per iniziare a raccogliere idee per creare idee innovative per creare prodotti turistici nel territorio. Queste idee verranno vagliate da un gruppo tecnico più ristretto. Se avete voglia, desiderio e tempo di venire coinvolti, scriveteci. E l'idea sarebbe di chiudere con un workshop per validare i risultati con tutti gli operatori e creare un action plan, nella speranza ovviamente di fare questo workshop in presenza. Non do mai per scontato cosa sia una SWOT analysis, quindi per molti di voi magari sarà un concetto già noto, ma per sicurezza lo ripeto, proprio 2 parole. La S sono i punti di forza, cioè quello che funziona attualmente come prodotto turistico nel territorio, cosa ci differenzia rispetto a destinazioni competitor e quali sono le nostre punti di forza nelle risorse umane, tecnologiche e economiche. I punti di debolezza invece è quello che ci manca, quello che non funziona o limiti interni di qualsiasi tipo. Passando invece un occhio più verso l'esterno, le opportunità sono tutti quei mercati non esplorati, ma dal grande potenziale, oppure limiti delle destinazioni competitor, oppure bisogni emergenti, richieste da parte dei turisti stessi. Mentre i punti di debolezza sono l'opposto, i competitor emergenti che potrebbero rubare parte del mercato, pubblicità negativa da parte dei media sul nostro territorio, o leggi o regole molto limitanti per poter sviluppare un prodotto turistico. Sottolineo questi aspetti perché parte della presentazione che adesso ascolterete sarà basata appunto su una mappatura della situazione turistica nel nostro territorio attraverso la SWOT analysis. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al nostro relatore principale, che è il nostro esperto, è Claudia Baldin, coordinatrice del Parco Letterario Francesco Petrarca. Con questa ultima presentazione finiremo la parte più frontale e poi daremo via alla discussione. Claudia? Sì, allora grazie Riccardo e buonasera a tutti anche da parte mia. Io ho preparato una presentazione che è fatta di alcune slide e lo staff di IT4 ha già avuto un infarto. Sono un po' numerose, però devo dire la verità che aiutano soltanto proprio con le immagini appunto a accompagnare un po' il mio racconto. Un racconto che parte un po' diciamo da qualche anno fa, quindi ho cercato di concentrare un po' quella che è l'esperienza dei parchi letterari, nello specifico modo del Parco Petrarca. Come parchi letterari io inizio però portandovi i saluti anche del presidente della rete nazionale, Stanislao De Marsanic, che ha gentilmente così concesso proprio l'uso del nome Parchi Letterari, perché appunto facciamo parte di una rete che comprende tutta Italia, come tra un istante vado meglio a spiegare. Allora, vado a condividere, questa è la parte più complicata per me. Dunque, dovrebbe essere questa.
Sì, ti vediamo, Ok, perfetto. perfetto, benissimo. Metto la presentazione. Ok. Ho pensato di articolare diciamo così, questo mio speech in alcune fasi. La prima è quella della definire un po' cos'è il turismo letterario. Poi passerò a una piccola fase di benchmark, quindi per magari chi è meno avvezzo a questi termini, è un po' di paragoni, un po' di esempi, ecco, di chi magari ha fatto meglio di noi, se esiste, se c'è già qualcuno che si è avventurato in questo campo, in Europa e in Italia, per venire a parlare un po' nello specifico dei parchi letterari, l'esperienza del Parco Petrarca e lasciare il tempo dovuto, che è quello che diciamo così è più interessante appunto per questo workshop, è quello appunto delle SWOT, quindi dell'analisi di questi punti di cui Riccardo stava parlando adesso. Turismo letterario, definizione ho scritto, in realtà è veramente la letteratura in questo campo è veramente molto variegata e molto vasta. Ho scelto questa, è considerato a volte come una declinazione tematica di un turismo culturale generico. Il turismo letterario fa riferimento alla pratica di visitare luoghi che l'autore ha frequentato o quelli che egli ha ricordato nelle sue opere. Quindi rispetto anche ai tematismi che mi hanno preceduta, quindi con i colleghi del cinematografico, del cineturismo e del turismo musicale, anche qui si evidenziano comunque due fattori, quello quindi di poter parlare di luoghi e poi quello di poter parlare anche di eventi letterari, come vedremo. In questo caso sono luoghi appunto che appartengono alla vita dell'autore, quindi un esempio, la casa del poeta Francesco Petrarca, entrando subito nel vivo, oppure luogo di ambientazione del libro, no? Ci sono tantissimi libri che sono ambientati in città europee, qualcuno legge magari Zafona, Barcellona piuttosto che altri, quindi le città vengono descritte nel libro stesso. Mi piaceva questa definizione perché ha la parola luogo, quindi di genius loci, e questo secondo me porta ancora verso il discorso del dottor Marchioro, quindi di fissare anche un prodotto turistico che sia però unico perché legato in maniera intrinseca al nostro territorio. Non ci sono nel nostro territorio i paesaggi, i luoghi che sono descritti nelle opere, ce ne sono degli altri ma non i nostri, quindi una unicità che a mio avviso insomma è veramente forte, può essere appunto definita in questo modo, quindi legame con il territorio. Nella mare magnum appunto del web ci sono tantissimi che si sono dedicati a questa passione del viaggiare seguendo anche le città letterarie o seguendo i libri. Io ne cito uno in particolare che ha proprio nel proprio dominio il titolo turismoletterario.com di Alessandra Mastroleo, che ho avuto il piacere di ospitare proprio nei Colli Ugani per farle vedere dal vivo alcuni luoghi, quindi è un sito in cui lei racconta i viaggi, racconta i luoghi e racconta le opere all'interno di questi luoghi. Poi anche diciamo così il web o comunque le app, la tecnologia si sono in qualche modo interessati anche al pubblico dei lettori creando una app. Ce ne sono, ripeto, tantissime, questa mi pareva un po' più pertinente in quanto è un po' interattiva, ovvero c'è il pubblico, colui che legge, che può aiutare a creare una guida turistica e letteraria, quindi una mappa geo-emozionale, come si legge nelle slide, per conoscere i luoghi attraverso i libri e i libri attraverso i territori, che è diciamo un po' lo spirito anche dei parchi letterari. Ci sono proposte di viaggio verso le destinazioni, chiamiamole così, letterarie? Sì, ce ne sono diverse e questa è una joint venture, diciamo, abbastanza recente che coinvolge una tour operator anche molto veneto, Boscolo, insieme alla Feltrinelli, hanno creato Feltrinelli Viaggi. Quindi, come ho scritto, propone dei viaggi ispirati appunto ai più grandi successi della letteratura. Devo dire che sono soprattutto rivolti verso l'estero, quindi l'estero già si configura come più sensibile, diciamo così, nonostante il nostro patrimonio letterario sia ingente, a questo tipo di turismo. Dicevo prima, ci sono luoghi descritti nei libri, oppure case e luoghi dove gli autori hanno vissuto, oppure ci sono anche gli eventi letterari, come i musicali e quelli dedicati al cinema. Sono molti anche anticipo nella provincia di
nel comune di Padova, in provincia di Padova, nei Colli Euganei, nessuno però che abbia rivelato, diciamo così, una importanza o una organizzazione, anche una cadenza programmata e costante negli anni, che dia modo magari di organizzare intorno questa forma, ecco, di turismo. Quindi l'evento letterario che ho trovato che diciamo, secondo me è più calzante è a Mantova, è Festival della Letteratura, dal 97 ad oggi, 120.000 persone da tutta Italia, quindi appunto è una forma di turismo. E poi una nota, visto che si parla di occupazione, si è creata una società con 15 dipendenti. Il progetto Cult Create ha anche questo scopo, no, di creare occupazione. Quindi insomma loro hanno creduto in questo progetto e al momento sembra appunto vincente in questo senso. Ed è Mantova, quindi legato fisicamente proprio a questa destinazione turistica, riempiendo alberghi, insomma, e quant'altro in questi giorni. Quindi si possono raggiungere, ho estremamente sintetizzato, mete che hanno un'attrazione letteraria anche per una cosa soltanto, una libreria, un caffè, un albergo letterario, ho messo in grosso perché adesso andiamo a vedere, o addirittura un borgo che chi frequenta Facebook gli sarà passato sotto l'occhio perché è molto citato, questo piccolo borgo di 1000 abitanti con 11 librerie. Quindi si è così contraddistinto, no, dal resto proprio per questa sua particolarità. Quindi non un'offerta strutturata, ma ci sono delle singole realtà. Quello dell'hotel letterario, così entriamo anche nel vivo un po' degli operatori che magari appunto possono essere interessati magari non proprio a questo, perché è veramente una unicità, un'eccellenza. Si chiama, questo hotel è a Óbidos, chiedo scusa, l'accento non è la mia lingua, può essere una via turistica, non ho questa lingua nel mio portafoglio, e è un albergo che si trova in una città che è però una città letteraria, nel senso che l'UNESCO ha definito anche una parte, diciamo così, dei suoi simboli a quelle delle città creative per la letteratura. In questo caso Óbidos è una città della letteratura e si trova questo Literary Man Hotel. Brevemente, come sapete poi le slide saranno a disposizione, quindi magari chi vuole o andrete sul sito. Questo banalmente è lo screenshot del sito. Offre delle offerte di stanza, le ho messe perché in una per esempio dice la seconda: pick one of the more than 300 best selling authors available, quindi scegli tra uno della nostra collezione, perché è un albergo in un ristorante che è pieno di libri, hanno un numero eccezionale di libri, il libro quindi invade veramente le altre attività di albergo e di ristorante. Addirittura c'è chi ci ha creato intorno dei cocktails. Lui appunto nel suo ristorante ha dedicato i cocktail a degli autori, quindi un'opera, diciamo così, di marketing promozionale legato sempre alla letteratura, Hemingway piuttosto che Faulkner, Kerouac o altri. Quindi li ho così messi come esempio di quello che si può creare anche con questo tematismo, quindi un'offerta di tipo, diciamo così, ricettivo e di ristorazione. Poi ho scelto una destinazione turistica che è Edimburgo, anche questa è stata una destinazione città della letteratura UNESCO. Nella parte del sito, che è quello quindi di destinazione, Official Guide of Edinburgh, si legge sopra, quindi siamo sicuri che è quello. Nella parte Discover, quindi della parte di scoperta della città, ecco che in una delle opzioni, diciamo così, di offerte al cliente, tra le varie possibilità di vacanza, c'è anche quello del tematismo della letteratura. Quindi hanno riconosciuto questo valore e seppur magari mappando quindi le presenze letterarie oppure le librerie, insomma poi le modalità sono veramente tantissime e non mi dilungo ulteriormente, c'è comunque riconosciuto questo tematismo appunto del motivo del viaggio, la letteratura ad Edimburgo. Ecco quindi che hanno messo varie proposte, non ho trovato una che le collega tutte, in realtà loro mettono le varie destinazioni, il museo degli scrittori, un centro culturale, la libreria, un tour delle librerie per esempio anche, i pub del Burgo Letteraria, degli amanti del libro o comunque anche un festival letterario. Quindi diciamo qui ci sono varie, diciamo, offerte legate alla letteratura, al tematismo letterario.
non mi addentro su quali libri, insomma, perché appunto non è lo scopo. Un'altra città, sempre del cultura UNESCO, è Barcellona. Anche questa si è proprio chiamata City of Literature, quindi questa l'ho presa perché appunto ha riconosciuto anche questo titolo nel proprio brand, della propria destinazione. Anche qui ho fatto dei banali screenshot e nella voce appunto città della letteratura vi ho incollato banalmente tutto quello che è tantissimo veramente, loro mettono a disposizione, interviste con gli scrittori, ci sono tantissime anche case editrici in questo caso, ci sono programmi TV, qui hanno censito un po', diciamo anche solo un po' banalmente, quello che ruota intorno alla letteratura, club letterari, festival letterari, literary performances, ecco, quindi non volendo leggerle tutte, ma vedete che veramente la possibilità di scelta è veramente vastissima ed è comunque presente nel sito della destinazione turistica di Barcellona. C'è chi, come il Visit Britain, ha deciso di dare una lettura della propria destinazione anche grazie alla presenza degli scrittori, degli autori più noti, che vanno da Chaucer a Tolkien, piuttosto che George Orwell. Insomma, hanno fatto una mappatura della loro cultura, della loro civiltà, grazie appunto anche alla presenza di questi scrittori. E ovviamente la Rowling, che non è ben, chi ama un certo tipo di libri ovviamente ben ricorda. Quindi questa è la letteratura britannica messa, anche questa lo trovate nel sito della destinazione turistica. Venendo banalmente anche alla nostra Italia, finalmente parliamo della vicina Trieste. Anche questo è il sito della destinazione appunto turistica di Trieste, del comune, anzi chiedo scusa, di Trieste in particolare. Anche qui loro hanno tra i vari itinerari che ho indicato sopra, che sto indicando sopra, architettonici, storici, religiosi, letterari, quindi con itinerari letterari dedicati agli autori Svevo, Saba, piuttosto che Joyce. Questa ho fatto anche qui uno screenshot di uno dei PDF, sono scaricabili le piantine e mappano i luoghi che appunto poi vengono descritti in un secondo foglio, diciamo, della brochure, quindi qui di foto, banalmente appunto messe nei punti di riferimento della città e poi descritti anche nella brochure. Quindi questa Trieste di Joyce e per altri autori, Svevo ed altri, insomma ci sono brochure dedicate, quindi come questa che sto facendo vedere. Una pubblicazione recente che mette un po' insieme il lato del luogo con quello dello scrittore, in vario modo, è il libro di Sergio Frigo, I luoghi degli scrittori veneti, che saluto, avevo invitato a partecipare a questo incontro perché è una testimonianza molto importante. Abbiamo presentato col Parco Letterario questo libro in un'occasione recente l'anno scorso e quindi mappa un po' anche lui, ma descrive quindi questi luoghi, i nostri, Belluno, Verona, Rovigo, il Veneto, appunto le città, oppure anche le piccole destinazioni. Anche i coniugani sono citati, citano anche ovviamente l'attività del Parco Letterario. Quindi è un buono spunto anche che consiglio da cui partire. E venendo ecco ai parchi letterari, la frase che ho rubato, che mi piace sempre ricordare, è questa di Ginevra Lilli, che ci accompagna con le sue citazioni: accade a volte di passeggiare tra le pagine di un libro, ma che ne direste se ad avvolgersi attorno a voi fosse un intero parco letterario? Ecco, questa definizione mi piace perché avvolge come un libro, avvolge come le destinazioni di cui noi stiamo parlando, io più nello specifico su i Colli Ugani, ma vedremo che anche Padova ne ha da vendere su questo tema. Vediamo una brevissima storia. In realtà il dottor Marchioro ha già dato un input, che è quella che l'idea del parco letterario nasce grazie alla Fondazione Nievo, fondata da Stanislao Nievo, il nipote di Ippolito, per salvare il castello dove lo zio aveva ambientato le confessioni. E l'istituzione e il coordinamento dei parchi letterari sono passati poi a Paesaggio Culturale Italiano nel 2009, quindi una società che ha rilevato questo marchio, che lo gestisce e che ha creato la rete nazionale. Sono al momento 26 parchi in Italia, 2 parchi nel mondo, quindi, e uno di prossima fondazione, sempre all'esterno dell'Italia. Qualche numero per capire un po' la portata degli eventi che i parchi letterari organizzano: sono circa 350 manifestazioni,
con il coinvolgimento di circa 550.000 persone tra visitatori e residenti. La parte della partecipazione e del coinvolgimento residente, sappiamo, lo spiegano i docenti di Etifor meglio di me, è una parte molto importante perché il turismo sia accettato e anche promosso, no? Quindi coinvolgendo anche il residente. È una parte di cui i parchi si occupano particolarmente. Il sito parchiletterari.com nel 2019 ha avuto 3 milioni di visite. Lo scopo è quello di fare un turismo culturale, quindi siamo perfettamente attinenti al tema del progetto di cui si parla oggi. Tengo a sottolineare che è volto soprattutto al secondo scopo, quindi quello di dare occupazione, quindi di cercare di creare sviluppo in vario modo, come andremo a vedere, ma sostiene anche un turismo sostenibile e responsabile, che sono dei temi molto attuali al momento, soprattutto nel momento in cui viviamo, un'attenzione all'ambiente, alla tutela anche dell'ambiente e del paesaggio, che ne fanno veramente un punto nodale e un caposaldo. Quindi cos'è il parco letterario? È una chiave di lettura in buona sostanza di un territorio, di un monumento, di un paesaggio, non visti come a sé stanti o con la descrizione diciamo più classica, ma grazie proprio alla importanza che hanno avuto all'interno della vita di un autore oppure all'interno di un'opera letteraria. Ho citato 2 esempi di numeri perché purtroppo non ci sono mai tanti numeri, gli economisti li amano e quindi, visto che parliamo anche di questo, ho cercato un po' di fare il sunto anche di questo aspetto. Pur essendo 2 parchi, quello Carlo Levi, dedicato ovviamente al Cristo si è fermato ad Eboli, e grazie a Deledda a Galtellì, quindi Sardegna, mentre a Liano, lo ricordo, siamo in Basilicata, sono 2 piccoli parchi perché guardate sono 2500 abitanti per Galtellì e circa 900 per Aliano, però guardate quanti visitatori portano con attività che sono tutte coordinate dai parchi letterari, attività di animazione, di visite guidate e in entrambi i casi anche di un premio letterario. Quindi sono piccoli, hanno avuto una storia di rinascita, soprattutto a Liano, quasi svuotato di tutto, se ne stavano andando, e grazie a questa creazione del parco, all'attività di animazione, si sono create le strutture ricettive, si è creato la parte di ristorazione, le visite guidate, e quindi è un caso questo diverso da quello che noi oggi trattiamo, ma per darvi un po' un'idea anche della varietà dei parchi in Italia. Infatti veniamo al nostro parco letterario del Francesco Petrarca, prende il nome ovviamente dal più illustre poeta che possiamo vantare nei Colli Euganei. Abbiamo ad Arco a Petrarca sia la casa dove ha vissuto sia la tomba, però Petrarca in realtà non è che ha ambientato nessuna opera nei nostri Colli Euganei, li ha brevemente descritti in alcune sue lettere soprattutto, però dopo di lui è arrivato il pellegrinaggio letterario, ben prima di Byron, che l'ha un po' lanciato, ma insomma sono tantissimi gli scrittori che sono arrivati. Non è una presenza soltanto, diciamo così, fisica, mordi e fuggi, come potremmo dire oggi, ma li hanno visti, li hanno amati e li hanno descritti nelle loro opere. Questa in realtà ha interesse per le suggestioni letterarie di Colli Euganei. Faccio una brevissima storia ma doverosa per inquadrare un lavoro che inizia molto tempo fa. Ho messo dei loghi perché sono coloro che che hanno iniziato, diciamo, questo lavoro di valorizzazione con un progetto del 97-2003 dei luoghi dei poeti, provincia di Padova, Consorzio Giotto, l'ex azione di promozione turistica Padova e Terme Euganee, col professor Selmin di Este, a cui poi si è affiancata la produzione di 2 opere del Touring Club, a cui hanno collaborato anche Camera di Commercio e Confesercenti di Padova, in lingua italiana e tedesca, che mappa un po' il territorio da questo punto di vista, e nel 2012 nel 2001 anche ancora precedente questa opera di Pensieri in Pensieri di Monte in Monte, che invece non mappa le presenze ma mappa i testi, quindi tutti i testi ovviamente che è stato possibile fino a quel momento trovare e sono già aumentati, quindi stiamo andando in una nuova edizione, che parlavano dei Colli Euganei, quindi specifici testi sui Colli Euganei.
Nel 2012 Assoturismo Confesercenti Padova, associazione di categoria del commercio, turismo e servizi, ha deciso di creare fisicamente proprio un interesse maggiore intorno a questa suggestione letteraria e crea il parco letterario con la convenzione, con l'adesione alla rete nazionale. Tantissime sono le attività che qui ho messo in questi riquadri, ma che vi spiego meglio nelle immagini. Sono seguiti tantissime attività di animazione territoriale, sempre di Confesercenti, insieme ai vari enti locali, comuni, piuttosto che poi provincia, Camera di Commercio, GAL, libri, giornali, riviste questa era su Meridian Airlines, riprese ovviamente video, diciamo, servizi di varia tipologia anche di TV e radio. Presenza a fiere, questo è il caso del TTG, dove proprio il parco viene portato come esempio di integrazione della filiera turistica. Un esempio di co-marketing grazie alla presenza di un'etichetta di un vino dei Colli Euganei, della presenza di Francesco Petrarca, anche dei testi, dei versi, invece di mettere versi di qualsiasi altra persona, hanno deciso di mettere proprio quello di Francesco Petrarca. Due esperienze importanti, una con la Fiera delle Parole, un evento letterario che i padovani ben conoscono, insieme allo Vivo Tour Experience, facendo delle attività di tour annessi, concomitanza, insomma più o meno prima o dopo agli eventi della Fiera delle Parole. Con Viaggiare Curiosi abbiamo fatto invece il giro in bici sulle orme del Petrarca, un libro che parla degli autori, ovviamente di cui celebriamo anche poi nelle targhe, presentazione di un libro di Foscolo, perché è anche lui presente nei nostri colli, premio UNESCO Cultura nel 2014. Parco letterario, questo è veramente lo screenshot della mappa del sito www.petrarca.com, il sito che sto gestendo e che ho creato per dare un po' una forma, una struttura a queste targhe che sono nate da poco e stanno ampliando il loro numero, tra poco saranno 40. Sono posate sempre in collaborazione di Confesercenti con gli enti territoriali, con le amministrazioni e poi mano a mano di varie realtà che si vengono a delineare, che sono interessate a collaborare. Le targhe, ne ho messo due foto, una è su un paesaggio meraviglioso che chi bazzica sui colli conosce ed è una targa dedicata a Foscolo sul Monte della Croce, Monte Ceva, Monte Grotto Terme. Una è il Villa dei Vescovi a Torreglia con la targa di Buzzati, quindi cominciamo già a parlare di qualche autore. E con questa diciamo così, grossa interazione tra associazioni di categoria ma anche con la destinazione, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei si è integrato già in qualche modo alle destinazioni turistiche. Ho descritto quello che sono i termini un po' più tecnici che magari non tutti conoscono, ovvero OGD, che sono gli organismi di gestione della destinazione. Noi ci muoviamo tra Padova, appunto, e i Colli Euganei. Terme e Colli è la definizione corretta. Oggi, se non erro, c'è il Destination Manager della destinazione Terme e Colli. Perché? Perché grazie appunto a attività di assoturismo sono stati valorizzati, sono stati confermati, chiedo scusa, il valore della letteratura nel nostro territorio anche nei DMP, trovate scritta nella slide, cioè nei Destination Management Plan. Quindi quando si sono costituite queste due destinazioni turistiche, entrambe hanno redatto una sorta così di programma, chiamiamolo così per essere sintetici, all'interno, nello stato dell'arte, in entrambe le destinazioni compare il valore della letteratura. Perché Petrarca, poi sappiamo, è collegato a Padova, non solo per la sua vita, ma anche perché la casa del Petrarca è di proprietà del comune di Padova e per anche altri aspetti. Quindi da una parte abbiamo una destinazione turistica che è quella Terme e Colli, che si è appunto unita in Terme e Colli, ravvivando il prodotto termale da un lato, i colli, questo prodotto turistico giovane che sta cercando appunto di emergere grazie anche alla collaborazione delle terme, e hanno appunto per ora, insomma, diciamo così, sulla carta, confermato che il potere evocativo della letteratura potrebbe essere un valore atto a costituire anche appunto un prodotto leader, si dice così, nel campo delle offerte turistiche della destinazione Terme e Colli.
Su Padova la destinazione non ha ancora, diciamo così, attuato un'opera di brand in questo senso, però mi sono sentita di citare, pur non essendo io col parco letterario specificatamente legata a Padova, ma io sono una guida turistica di nascita e anche adesso, nonostante il periodo e il metodo di comunicazione e il computer siano molto consoni di solito alla mia attività, e ci sono molte attività anche a Padova. Ho citato quella di un progetto che si chiama Padova Gotica, che è portato avanti anche da alcune colleghe guide turistiche, che abbinano la parte di visita guidata, diciamo più classica d'opera della guida turistica, affiancata a quella di un attore. Non solo, ma il tema è proprio quello della lettura di un libro. Per il momento, appunto, poi non voglio dire altro perché non è il mio campo, però insomma per il momento è molto focalizzato appunto su quello dell'Ottocento, tant'è che a rafforzare un po' anche questo interesse del pubblico dimostrato nelle attività che hanno fatto, è nato anche un 800 Padova Festival, arrivato a 2 edizioni grazie a Sugar Pulp con il Comune di Padova, che quindi è un festival letterario, della letteratura, diciamo improntato soprattutto all'Ottocento, che ha visto il coinvolgimento però di varie realtà, quindi non solo quella letteraria, ma anche di guide, alcuni negozi, visite alle botteghe storiche, quindi un bel esempio che mi sentivo di portare. E poi ci sono le visite animate di Teatro Ortait, che fa visite animate, quindi di 2 attori, nel Caffè Pedrocchi di Padova, piuttosto che nella Casa del Petrarca, piuttosto che nella Cappella degli Scrovegni. Quindi ci sono già anche qui delle realtà culturali e artistiche presenti, non diciamo organizzate in un'offerta più strutturata come nel caso anche dei Colli Euganei. Termino, così passiamo alle SWOT, quindi il prodotto turistico letterario, ho messo all'inizio prodotto al centro turismo letterario. Intorno a questa raggiera leggete, in questi raggi leggete quelli che ho diciamo, scelto insieme al gruppo di lavoro, essere diciamo un po' i temi o i luoghi fisici narrati nei libri, ovviamente, i luoghi fisici legati all'autore e alla sua vita, i festival letterari, le location per ospitare eventi letterari, luoghi fisici legati alla... chiedo scusa, l'ho già detto, librerie dedicate, caffè letterari, hotel, tour guidati, case musei, visite guidate con attori. Invece gli stakeholder sono, che abbiamo definito, librerie, biblioteche, servizi, enti pubblici, agenzie viaggio, case d'autore, musei, organizzatori di eventi, perché ovviamente parliamo anche di eventi letterari, le guide, gli accompagnatori, la ricettività dedicata, i pubblici esercizi, il commercio, quindi tutta la filiera, come ho scritto, turistica allargata e ovviamente interessante. I punti di forza, quindi di questa analisi SWOT che abbiamo portato avanti è questa. Trovate 5 punti, in realtà un po' una sintesi di quello che abbiamo rilevato. I punti di forza sono parecchi, per fortuna. Dunque la ricchezza di contenuti, l'ho praticamente quasi tutta detta, è molto più ampia ovviamente. Non dimentichiamoci che letteratura è anche teatro, trovate scritto al punto 1, quindi con la possibilità di allargare l'interesse letterario non solo al libro di narrativa o di prosa, ma anche appunto a tutta la produzione teatrale. Il valore, appunto l'ho già detto, del parco letterario è riconosciuto in entrambe le OGD. Francesco Petrarca è una figura molto nota al pubblico europeo. Noi a scuola, appunto in Italia, lo leghiamo molto alla scolastica, ma in realtà è molto conosciuto all'estero. Io mi occupo di turismo tedesco e devo dire insomma che è molto, molto apprezzato. Poi abbiamo individuato che le 2 destinazioni hanno già dei punti di forza in comune per quanto riguarda alcuni prodotti secondari rispetto a quello letterario, che però sono condivisi. E poi appunto ribadiamo questo tema della letteratura in campo teatrale con figure che spaziano dai Colli a Padova come Ruzzante o Goldoni, che sono quindi da sviluppare. I punti di debolezza, manca appunto un'offerta integrata e riconoscibile, assenza di un portale di destinazione che valorizzi le presenze letterarie, la mancanza di una forte azione di marketing sul personaggio di Francesco Petrarca, cosa che invece viene fatta su altri personaggi padovani, come per esempio Galileo,
anche poca promozione per quanto riguarda la casa del poeta che si trova ad Arqua Petrarca. Mancano in generale brochure sul tematismo appunto letterario, mentre magari qualcosina era presente fino a poco tempo fa su quello del cineturismo. E poi c'è una pecca degli operatori che in generale fanno fatica a conoscere il territorio in cui si lavora, non solo dove si ha proprio fisicamente la propria attività, ma quello in cui la destinazione turistica in cui si lavora, una mancanza un po' di conoscenze in questo senso, non avendo coscienza dell'opportunità in termini di competitività nel comunicare quello che sta attorno a loro. Quindi come conoscere anche questi aspetti possa essere un valore aggiunto per la propria attività personale. Ci sono anche tante opportunità, io ho rilevato la possibilità di legarsi con altre destinazioni che hanno già riconosciuto parzialmente questo valore. Qui da noi abbiamo nel Vicentino un format che si chiama Paesaggi letterari in Pedemontana, o il Cammino Fogazzaro Roi nel territorio vicentino. Il turismo culturale, anche letterario appunto e culturale, come già detto forse anche negli altri panel, è portato alla destagionalizzazione, laddove appunto è possibile effettuare queste visite in tutto il corso dell'anno. Abbiamo l'Università di Padova che ha un tessuto, un humus fertilissimo per quanto riguarda gli studenti, per quanto riguarda le librerie. È un prodotto che è legato a piccoli numeri, quindi molto vicino anche al concetto di sostenibilità e verso il turismo, verso il quale probabilmente andremo dopo questa crisi economica e sanitaria. È appunto importante dire che si integra bene con i filoni che hanno condotto i miei colleghi che mi hanno preceduto, perché la musica, il cinema e la letteratura ovviamente si possono abbinare in tantissimi modi, quindi integrare i prodotti e quindi creare un'offerta integrata anche abbinata ad un'altra possibilità che le destinazioni stanno mettendo in moto, Terme Colli mi pare che sia già a buon punto, quella di far sì che il sistema di informazioni, di eventi attualmente gestito da alcune destinazioni, non sia soltanto di promuovere eventi, ma di promuovere anche offerte. Quindi laddove ci sia un'offerta integrata si ha la possibilità anche di poterla commercializzare, promo commercializzazione anche con i sistemi forniti dalla Regione Veneto alle destinazioni turistiche. Termino con le minacce. La minaccia, ovviamente quindi un pericolo, è quello che non ci sia il riconoscimento e l'organizzazione della destinazione che non riconoscendolo dal punto di vista soltanto magari formale ma non concreto, possa poi anche portare a una fase successiva di sviluppo, quindi mancanza di concretezza, ecco, all'interno della destinazione. Poi il rischio che le offerte non strutturate e gli eventi che sono appunto molto frammentati rimangano legati a questi individualismi e non messi a sistema. E poi la minaccia è appunto che se non ci sono le imprese che vanno a sostenere un prodotto, il prodotto turistico non sussiste. Poi per quanto riguarda appunto gli eventi che rimangano con una programmazione appunto poco anticipata, non permettano di creare invece un'offerta turistica collegata. Bene, ho terminato, penso di aver forse sforato nei tempi. Nessun problema, è stato molto molto interessante Claudia, veramente. Grazie. Allora Grazie esco un attimo da questo. Grazie a te veramente, perché con oggi appunto abbiamo chiuso questo ciclo di 3 incontri, tutti e 3 ci hanno dato degli stimoli molto interessanti su cui discutere. Prima di iniziare la discussione, un paio di informazioni tecniche su come partecipare online. Innanzitutto vi avviso che le slide verranno condivise, così come la registrazione fatta fino adesso verrà messa sul canale YouTube. Invece noi continuiamo a registrare anche la parte di discussione, ma questa la usiamo solo per scopo interno, per utilizzo interno, quindi vi avvisiamo di questo. In questa fase, salvo problemi di connessione, vi invito ad accendere la webcam, appunto per rendere meno freddo questo incontro online, e anche perché io fra un po' vi farò delle foto per testimoniare anche che siamo qui tutti, siamo una novantina di persone, quindi ecco, sappiate che fra un po' vi scatterò delle foto. Lo farò però durante la discussione, visto che siamo andati oggi leggermente lunghi con i tempi. Come intervenire? Avete tanti modi, potete sbracciarvi, però se siamo in tanti potete scrivermi in chat, però c'è tanta gente che scrive in chat. Il modo migliore per prenotarsi, avere la certezza che io vi veda, è come ha già fatto qualcuno. Se andate in basso col cursore c'è
l'icona Participants, vi si apre la finestra con tutti i partecipanti e alla fine di questa finestra ci sono delle piccole icone. Una di queste è Raise Hand. Questo mi dà la certezza che io vi vedo subito e vi metto anche in ordine cronologico di intervento, quindi così avete la certezza assoluta che io vi darò la parola. Vi invito a fare interventi brevi, con domande alla nostra esperta o commenti. In particolare, appunto, il nostro invito è di focalizzarci sulla situazione attuale del turismo nel nostro territorio e quindi sulla SWOT analisi presentata da Claudia. Nel caso probabilmente non tutti riusciremo a parlare perché appunto ci rimangono 30 minuti più o meno, il file che vi abbiamo condiviso serviva sia per l'iscrizione ma anche per aggiungere commenti. Dopo l'agenda c'è una sezione dove la mia collega Katy Burlando prenderà degli appunti e dopo di questo vengono riportate le slide con la SWOT analysis. Lì avete la possibilità di lasciare anche commenti, integrazioni e questo file rimarrà aperto per alcuni giorni. Ecco, noi lo useremo molto, quindi vi invitiamo a usare entrambi gli strumenti, tenerlo aperto finché adesso parliamo. Allora, ci sono già 2 persone prenotate. Prima di dare loro la parola, intanto appunto vi lascio prenotarvi. E prima di dare loro la parola volevo velocemente dare la parola al reverendo abate Giulio Pagnoni, abate dell'abbazia di Santa Giustina, dove avremmo dovuto fare il percorso partecipativo in presenza e che speriamo ci ospiterà al termine di questo percorso. Non ti sentiamo, di accendere il microfono, scusi. Giusto, bravo. Ecco, perfetto. Bravo, ecco, allora grazie. La speranza è l'ultima a morire, speriamo davvero di essere non solo specchio riflesso, come ho fatto vedere l'immagine di Prato della Valle dopo una bella piovuta, capita che si rifletta l'immagine dello skyline della città. Assolutamente il turismo letterario, credo per esperienza diretta ma anche per così pratica di visite guidate, è, non posso dire di nicchia, ma certamente selezionato. È rivolto a persone che hanno un minimo di retroterra culturale, che sono alla ricerca di sensazioni, di possibilità, di contesti colti, chiamiamolo, di riferimento. Mi viene in mente, non tutto quello che incontrano, è il solito mio leitmotiv, è già esperito in precedenza. Conta molto anche la maniera di porgere le cose. È stato citato Galileo Galilei, benissimo. Quando arrivano da noi, oltre ad apprendere per esempio che esiste una letteratura propria, per esempio di Galileo Galilei in 20 volumi, edita già da vari decenni, ma esistono dei precisi riferimenti, per esempio con la città di Padova, e quindi con un contesto urbano ancora riconoscibile, che molti non conoscono. Esistono proprio delle storie che quasi desiderano di essere incarnate da protagonisti e quasi raccontate. Ho letto anche la parola attori, ecco, mi sembra proprio che degli attori e degli interpreti di letteratura sia un concetto fondamentale e credo che questo significhi anche fare rete. Parlo poi da un posto dove c'è appunto San Luca Evangelista, dove c'è una letteratura diciamo religiosa di prima mano e antichissima, che anche quella ha tutte le sue vocazioni, ma una cosa che sottolineavo anche al comune di Padova, bisognerebbe arrivare a fare anche una letteratura raggruppata per i viaggiatori che arrivano nel nostro contesto e che con gli occhi degli altri ci guardano. Questo credo che sia un percorso assolutamente interessante e positivo al giorno d'oggi. La letteratura dei viaggiatori che parlano di noi in passato e noi la ripetiamo, ne siamo consapevoli e la interpretiamo in presente. Ecco, detto questo, sono solo alcune suggestioni, poi le metterò naturalmente nello scritto. Grazie mille e grazie anche per lo sfondo con cui ogni volta diverso, con cui ogni sera ci sta lasciando. E sempre una parola velocissima, se vuole, da parte dell'OGD Terme Coliogani. Oggi non c'è Resi Bettini, ma c'è Stefano Ravelli. Proprio anche da parte mia. Grazie a voi, è stato un piacere. Ringrazio Claudia per la trasparenza nella trasposizione delle informazioni estremamente chiare. Vorrei sottolineare un limite, una minaccia che abbiamo noi come territorio, che siamo troppo spesso viziati, nel senso abbiamo
il posto più bello del mondo a portata di mano e noi lo diamo, ahimè, troppe volte per scontato, e concordo con quanto diceva Claudia, che spesso e volentieri non lo conosciamo a fondo. Oggi stiamo vivendo una grandissima e gravissima emergenza che ci dovrà far ripensare a tutto il turismo futuro. Il collegamento tra Colli e parco, non solo parco letterario ma anche parco, diventa sicuramente una grandissima opportunità di complementarità tra quella che è l'offerta caratteristica che ha contraddistinto Abano e Montegrotto, ma che bene andrà ad integrarsi anche con la proposta di Padova. Quindi anch'io auspico una sempre maggiore collaborazione tra destinazioni limitrofe, perché dobbiamo tutti fare seguire la stessa strada e unire gli sforzi anche per quanto riguarda la promozione per far emergere un prodotto unico. Da parte mia, altre due considerazioni. Vedo veramente l'opportunità del parco letterario, in questo caso, o tanti altri eventi culturali oggi, di poter ragionare su piccoli numeri. Questa è la sfida futura, si sta parlando di un distanziamento sociale, ecco che allora la possibilità di fare anche delle attività culturali, il trekking con l'autore, le degustazioni nelle cantine con gli autori possono essere alcune proposte da portare avanti, e credo che ci siano tantissime opportunità da poter scoprire senza aspettare che ci sia qualcuno che venga da fuori a dirci quello che dobbiamo fare, ma iniziando a guardarci al nostro interno, e dall'altra parte non avere paura di offrire la cultura e momenti di formazione culturali a pagamento, perché la clientela è disposta anche a pagare, e credo che questo sia un po' il limite che abbiamo noi a livello italiano, che tendiamo sempre a dover offrire obbligatoriamente l'aspetto culturale gratis. Invece c'è gente che fa centinaia di chilometri per venire da noi ad apprezzare quello che siamo in grado di offrire. Quindi anche da parte mia porto i saluti di Resi Bettina, la Presidente, che oggi non è riuscita ad intervenire, quindi volevo complimentarmi per la buona riuscita di questo evento, anche se non ci siamo potuti incontrare fisicamente, ma è stato un ottimo piano B, e portarvi quindi la massima disponibilità ad una collaborazione su attività concrete. La sfida più grande è anche quella di riuscire a fare selezione su quelle che sono le priorità, perché abbiamo veramente tanto da offrire, ogni tanto differenziando troppo l'offerta perdiamo anche un po' di efficacia.